In realtà la politica tax free di Zaia non esiste, perché quello che non preleviamo dalle tasche dei cittadini con le tasse, i cittadini se lo devono autoprelevare per pagarsi i servizi che in questa regione non sono sufficientemente presenti su tutto il territorio. Con questa conferenza stampa abbiamo voluto provare a ribaltare il paradigma del racconto che in questi anni ci è stata fatta e che oggi peraltro è smentita dai fatti, nel senso che lo stesso Presidente Zaia è costretto a metterle come le mani nelle tasche delle oltre 400.000 imprese della nostra regione. I campi in cui farete battaglia nei prossimi giorni. Sicuramente la sanità pubblica, che in questa regione sta conoscendo uno sgretolamento progressivo e che ci preoccupa moltissimo, sia quella ospedaliera che quella territoriale. Sicuramente l'ambiente, la fragilità idrogeologica di questo territorio ormai è fattore noto e bisogna intervenire con politiche nuove adatte al livello di emergenza che stiamo attraversando. Tutte le politiche sociali a partire dagli anziani, dalla disabilità e dai giovani, che sono completamente dimenticati dal bilancio di previsione della regione. Per una manovra emendativa che consta di? Un centinaio di emendamenti al bilancio e oltre 300 emendamenti alla nota d'aggiornamento, anche se diciamo è un po' come dire curare un malato terminale con l'aspirina. Per noi questo bilancio sarebbe da prendere, buttare via e riscrivere da capo.